Durante l'udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere Ciro Esposito, il 49enne arrestato per l'omicidio dell'amico 47enne Ivano Gritti, colpito da un proiettile all'occhio sparato dal portoncino chiuso dell'abitazione in Calle delle Chiovere a Venezia. Secondo il suo avvocato difensore, Claudio Beltrame, serve tempo per avere un quadro chiaro della vicenda. Il mio assistito è distrutto, commenta, perché è consapevole di aver ucciso un amico. Ci sono molti parallelismi con una vicenda ben più nota, quella di Oscar Pistorius, conclude l'avvocato. Mentre il giudice non ha ancora deciso sulla convalida dell'arresto, che però dovrebbe arrivare venerdì. Nel frattempo continuano le indagini dei carabinieri intervenuti la notte dell'omicidio per capire se ci sia un eventuale coinvolgimento di Esposito e Gritti con le 3 rapine a mano armata messe a segno ultimamente nei supermercati del centro storico. Una dipendente infatti avrebbe riconosciuto Esposito nella foto pubblicata dalla stampa. Fondamentale potrebbe essere il testimone del delitto, un 30enne straniero del Lido di Venezia che quella notte era accanto a Gritti quando Esposito ha sparato e poi si è dato alla fuga, ma è stato individuato dai carabinieri poche ore dopo. Mi ricordo bene i suoi occhi, la fascia del viso che non era coperta dal collo alto e dal berretto da montagna. È lui, avrebbe dichiarato.